È stata una mattinata molto difficile in Viale Venezia a Bassano del Grappa, un incidente gravissimo intorno alle 7 e poi altri due nelle vie laterali. Cominciamo raccontando che cosa è successo a partire dalla testimonianza della barista che gestisce il bar all'angolo con l'incrocio di via Quarta Armata. Circa alle 7 di mattina ho sentito una botta forte. Quando sono andato fuori a vedere il furgone ormai là vicino al semaforo e già camminare con una due ruote, dopo più o meno circa 10-15 metri e l'ho rovesciato tutto il furgone. Poi c'è una macchina, una ruota è volato sulla marciapiedi. Poi il motorino è caduta e la signora è molto grave, è caduta per terra. Penso anche quella di macchina, anche lui è abbastanza grave. Scene quasi da film, ma purtroppo verissime. Violentissimo l'impatto tra il ciclomotore e la vettura, con i due veicoli che si sono scontrati frontalmente per causa al vaglio delle forze dell'ordine. Il furgone, che si stava a sua volta dirigendo verso il centro di Bassano, ha evitato con una brusca manovra i due mezzi, inclinandosi su un lato e terminando la sua corsa poco più avanti. La conducente del ciclomotore è stata prima stabilizzata dai sanitari, poi portata in codice rosso all'ospedale San Bassiano. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM, la polizia stradale, i carabinieri e la polizia locale. Feriti anche il conducente dell'automobile e l'autista del furgone, entrambi assistiti dal personale sanitario e poi trasferiti a loro volta in ambulanza al San Bassiano. La strada è rimasta chiusa al traffico per più di 2 ore per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell'ordine. I vigili del fuoco hanno concluso le operazioni verso le 9:30, rimuovendo i 3 mezzi coinvolti e ripristinando le condizioni di sicurezza.